La materia, cioè l'argomento biogas, sicuramente è un argomento molto interessante perché consente di valorizzare dei sottoprodotti che altrimenti potrebbero avere destinazioni meno nobili e meno sicure, quindi producendo energia da una parte sotto forma di biogas e valorizzando la sostanza organica contenuta in essi. Purtroppo, diciamo, la conoscenza di questo processo non è perfetta a livello della pubblica opinione, generando magari talvolta delle incomprensioni o dei falsi problemi. Mentre questa iniziativa è importante proprio perché consente di divulgare la qualità del processo, evidenziando quelli che sono gli aspetti positivi e quei pochi, diciamo, aspetti che non sono negativi ma di cui si deve tener conto per arrivare al completamento della catena, diciamo, di trattamento, che ovviamente non è solo la produzione di energia ma è anche il corretto utilizzo di questi prodotti in agricoltura. Anche quest'anno Veneto Agricoltura ha organizzato l'evento della giornata virtuale delle bioenergie, focalizzando questa volta l'attenzione su un tema di grande attualità, che è quello della produzione di biogas e della sua derivata biometano da deiezioni zootecniche e da scarti dell'agricoltura. Il biogas è una delle forme di produzione di energia rinnovabile che possiamo considerare più interessante per il nostro Paese, soprattutto per le aree a forte vocazione agricola, e abbiamo ritenuto che fare della corretta informazione su questa forma di produzione di energia fosse una cosa utile in un momento in cui si cerca in qualche modo di percorrere ogni via possibile per valorizzare a scopo energetico scarti e sottoprodotti di processi preesistenti come quelli agricoli. Ecco, la giornata è articolata in diverse sedi. Abbiamo infatti la presenza di esperti presso la sede di Veneto Agricoltura e un collegamento con il Consorzio Italiano Biogas, ed è possibile avere informazioni sia sul fronte tecnico, quindi delle tecnologie di produzione del biogas, sia sul fronte delle opportunità legislative e degli incentivi legati a questa forma di produzione di energia rinnovabile.